Partiamo da un numero, 1,4. È la percentuale delle imprese del Veneto che ha cessato l'attività o non è intenzionata a riprenderla entro la fine dell'anno in seguito all'emergenza pandemica. Il dato si evince dallo studio nazionale a cura dell'Istat, l'Istituto di Statistica, reso ufficiale dalla Regione Veneto in relazione all'area di specifico interesse, rappresentata da quasi 103.000 realtà regionali. Il 29% delle imprese è riuscita a non chiudere durante il lockdown, mentre il 32% ha riaperto prima del 4 maggio, dato che acquista particolare significato se rapportato alla cifra nazionale 22,5%, grazie anche al forte ricorso a richieste in deroga. Costruzioni e servizi i settori più colpiti, ma 4 realtà produttive su 10 hanno denunciato una riduzione del fatturato del 50% a marzo ed aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Soprattutto sconcerta il fatto che oltre il 12,5% delle imprese venete abbia visto gli introiti addirittura azzerati in questa stessa fase dell'emergenza. La reazione alla sconcertante situazione vissuta per la diffusione del virus è stata estremamente positiva da parte degli imprenditori, tanto che solo una ridottissima parte delle imprese del Veneto, circa un 3%, non ha provveduto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia. Ne è conseguita una diversa gestione del personale, con l'applicazione di misure quali la cassa integrazione o il fondo integrazione salariale, lo smart working, la rimodulazione dei turni di lavoro e la riduzione delle ore lavorative. L'aspetto inevitabilmente cruciale della crisi ha riguardato la carenza di liquidità, denunciata da un'impresa su 2 per tutto il 2020, con una realtà su 3 che addirittura teme per la sostenibilità del proprio lavoro. Dal lato opposto della medaglia emerge un 13,5% di imprese che dichiara di non aver risentito della crisi nell'ambito della propria attività, ed è anche una realtà ben tangibile quella della conversione produttiva di molte aziende, quasi il 20% del totale, che hanno riorganizzato processi produttivi e spazi di lavoro, con un quasi 5% che ha indirizzato i propri canali produttivi specificamente connessi all'emergenza Covid-19. Soltanto il 9% delle aziende ha fatto ricorso ad un taglio del personale. Il quadro che emerge dalla crisi sanitaria riflette un atteggiamento confermante, lo spirito imprenditoriale veneto che, nonostante il nuovo scenario definito dalla pandemia, non si è scoraggiato, adottando contromisure per limitare i danni, anche se la situazione contingente ha inevitabilmente indebolito anche i più forti, in un quadro che fisiologicamente configura soprattutto piccole e medie imprese, mentre le grandi, grazie ad una conformazione più strutturata, hanno provveduto con processi di riorganizzazione attraverso un diverso assetto a livello di personale e produzione. Questo 2020 verrà ricordato a lungo, l'anno della cosiddetta fase 2, se vogliamo chiamarla così, della crisi già scoppiata nel lontano 2008, o, se si vuole, la nuova pagina di un'economia a misura di Covid-19.